Sono Paolo Legrenzi, professore emerito di psicologia all'Università Ca' Foscari di Venezia e membro di questo Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Non sono un letterato, non sono uno studioso delle arti, sono uno studioso di scienze cognitive, disciplina non rappresentata come le scienze classiche in questo Istituto Veneto, dove ci sono fisici, chimici, astronomi, molto in numero giustamente maggiore di quanto non siano gli scienziati cognitivi. Le due riviste importanti per queste categorie di scienziati sono la rivista Science e la rivista Nature. Una volta, insieme al mio maestro che mi ha insegnato le scienze cognitive a Londra alla fine degli anni 60, ho 78 anni, pubblicammo un articolo su Science. Questo articolo riguarda l'incoerenza nel ragionamento. Si collega, l'ho scelto, questo lavoro sperimentale, perché si collega alle precedenti lezioni sull'attenzione. Così come noi oggi abbiamo molte immagini artificiali prodotte dagli uomini per attirare l'attenzione, in vari modi, attirare perché fanno orrore, perché fanno paura, perché invece attraggono, in vari modi. Così come abbiamo molte immagini artificiali, abbiamo, grazie alla rete e grazie a oggetti come il seguente, abbiamo in realtà moltissime informazioni che ci giungono. Non tutte queste informazioni sono coerenti tra di loro, cioè non possono essere vere allo stesso tempo. Se io dico, se Paolo Legrenzi frequenta l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, frequenta la Palazzo Franchetti. Poi venite a sapere che questa mattina io, 21 settembre, sono in Palazzo Loredano. Allora questo vuol dire che queste due informazioni, la prima, se Paolo Legrenzi frequenta l'Istituto Veneto, sta in Palazzo Franchetti, cosa che è sempre stata vera, è incoerente, non può essere vera simultaneamente con l'affermazione Paolo Legrenzi frequenta l'Istituto Veneto di Scienze delle Arti e non è in Palazzo Franchetti, cioè in Palazzo Loredano. Due informazioni che non possono essere simultaneamente vere. Quanto più ricco è il mondo delle informazioni, tanto più probabile è che ci arrivano informazioni non coerenti le une con le altre, che non possono essere simultaneamente vere. In inglese questo processo si chiama consistency, coerenza. Due informazioni inconsistent sono due informazioni che non possono essere contemporaneamente vere. Oggi è di grande moda e studio, oltre che di moda, il problema delle notizie false, le cosiddette fake news. Quindi è passato alla ribalta questo problema che noi abbiamo studiato e pubblicato alla ricerca esattamente 20 anni fa, anticipando questo problema della falsità. Quando ci accorgiamo che qualcosa è falso? E se accorgiamo che due cose non possono essere vere, nel senso che se crediamo la prima non possiamo che credere che sia vera la seconda, che cosa facciamo? Questo esperimento, che è un po' tecnico nella sua struttura, essenzialmente dimostra che contrariamente a quello che pensavano grandi filosofi o grandi pionieri della psicologia come James, grandissimo pioniere, quello che scrive i Principles of Psychology, il primo manuale di psicologia, William James, più di un secolo fa, in realtà noi abbiamo delle strategie costanti nel rendere coerente ciò che è incoerente e non è che modifichiamo le conoscenze precedenti il meno possibile. Raccontiamo una nuova storia e queste storie che noi ci raccontiamo stanno come in un'enorme, biblioteca, un enorme armadio con molti cassetti, stanno in cassetti diversi e quindi noi, se non siamo sollecitati a renderci conto di queste incoerenze, possiamo benissimo albergare in questo nostro enorme
armadio che è la mente umana, cassetti diversi con informazioni che sono incoerenti. Questo è molto interessante perché dimostra l'importanza dell'attenzione, a quali cassetti noi diamo attenzione, l'importanza delle selezioni, di cui ho già parlato, a quali contenuti dei cassetti noi prestiamo attenzione, e quindi la possibilità di avere concezioni del mondo in vari campi radicalmente diversi dall'altro, perché questi processi innescano la path dependency, la dipendenza dal sentiero. Iniziata una certa strada, iniziamo ad assimilare le informazioni coerenti con questa strada e non, diciamo, è presenti in altre strade a cui noi non prestiamo attenzione. Ecco, in questa rivista noi pubblicammo questo articolo che nell'editoriale di presentazione viene reso evidente, antenato del problema del oggi così dibattuto delle fake news, che sono molto importanti perché questa path dependency fa sì che persone che appartengono a culture diverse credano in cose diverse. Questo comporta da un punto di vista pratico la radicalizzazione, per esempio, in politica. Invece di essere stata una convergenza nella politica, per esempio statunitense, democratici e repubblicani sono sempre più divergenti. Questi fenomeni sono presenti anche nel nostro paese. Grazie.